Rieccoci in diretta con il TG di Treviso, torniamo ora a parlare di bullismo e l'omertà tra i ragazzi, il più grande nemico della lotta al bullismo. Sentiamo. Mi hanno sempre insultata pesantemente con le parole, mi hanno trattata come schiavetta, sono stata anche picchiata più di una volta. Queste cose si possono bloccare, basta saperle, il problema è saperle. La testimonianza di una vittima, la risposta del dirigente scolastico, perché il bullismo si può combattere purché ognuno faccia la sua parte, scuola, famiglia e soprattutto gli stessi ragazzi che non devono aver paura di parlare, di raccontare, e non solo le vittime, anche i compagni di classe e gli amici, perché anche chi assiste alle angherie o alle violenze fisiche o psicologiche, se tace finisce per diventarne complice. È l'omertà come la falsa idea di fare la spia al vero grande nemico della lotta al bullismo, ne è convinto Antonio Chiarparin, storico dirigente scolastico trevigiano che da anni si batte contro il bullismo. Sono cose subdole che nascono dentro o fuori la scuola, dentro i bagni per esempio, dove non possiamo seguirli, e quindi diventa difficile capire. Possiamo vedere dei mutamenti nel ragazzo di umore e quindi cercare di avere dei sospetti, ma se vengono a dircelo subito si risolve il problema immediatamente. È spesso un silenzio fin troppo assordante quello che circonda il bullismo, di cui l'appello ai ragazzi a riferire a insegnanti o genitori se assistono a episodi di bullismo. L'omertà è nemica di questo problema, perché il bullismo vive solo sul terrore di dire, ma non della vittima, di quelli che vedono. E purtroppo ci sono troppi che vedono e nessuno che parla. Grande successo per la puntata di 20 e 10 ieri sera dedicata alla campagna di Antenna 3 a sostegno della raccolta fondi per ristrutturare le mura di Castelfranco. Già questa mattina, ci fa sapere l'amministrazione comunale, 5 famiglie si sono presentate per sostenerne il restauro. Che cosa possiamo fare? Anche perché noi abbiamo messo in campo Antenna 3, la nostra forza, per aiutare la storia delle mura, per recuperare mattone dopo mattone. Abbiamo detto 3 milioni 750.000, sì. Aiutiamo le mura. Sembra quasi un gioco, ma è la verità, perché è stato inventariato il castello proprio intorno al 1835, quando di fatto l'impero lombardo-veneto pensava di smantellare il castello. Raccolta fondi attraverso l'Art Bonus, e che dà la possibilità a chi vuole naturalmente investire sul restauro di opere monumentali come il nostro castello di avere anche degli sgravi fiscali. Però è evidente che vuoi per il clima economico, finanziario che stiamo vivendo da qualche anno di crisi eccetera, sia per quanto riguarda le banche che una volta magari si prestavano a questo tipo di servizio alla comunità, vuoi anche per le aziende, non è tanto facile poi reperire fondi. E allora abbiamo pensato, diciamo così, a questo appello, allargarlo alla cosiddetta massa, e cioè alla popolazione tutta, per mantenere l'identità di Castelfranco, perché il Castelfranco senza il castello o con il castello in condizioni precarie sicuramente ci fa perdere un po' di identità nostra territoriale. E poi, se vogliamo vederla anche così in maniera un po' più moderna, come dicevo, utilizzando questo monumento storico ai fini turistici, credo che potremmo sicuramente avere un tornaconto anche per l'economia della stessa città. E 2010 torna tra poco, questa sera la politica in primo piano, ospiti in studio Massimiliano Barison e Simone Scarabella, consiglieri regionali rispettivamente di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle. Ed è davvero tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Prosegue un tempo molto instabile anche nella giornata di venerdì 30 marzo. Sarà perturbato infatti su tutte le nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto piogge sparse, anche alternate a qualche schiarita al mattino.
Precipitazioni più diffuse col passare delle ore, anche a carattere temporalesco e di moderata intensità. Vediamo le temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 18 gradi. Molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse su tutti i settori, anche moderate e con rischio di locali nubifragi in serata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, precipitazioni anche forti soprattutto nel corso della serata e della nottata. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime che invece si attesteranno intorno ai 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.